esiste Penelope a livello nazionale, che è stata fondata già nel 2002 da Gildo Claps, cioè fratello di Elisa Claps, quindi un nome, una storia molto brutta che tutti conoscono. A livello veneto Penelope viene fondata nel 2005 da Gildo Claps, Gilda Milani, mamma di una ragazza che è scomparsa all'estero, purtroppo poi rinvenuta cadavere e riportata in Italia. E lì c'è sempre stato un gruppo più nutrito, sempre più nutrito negli anni, di persone, di volontari, di persone qualsiasi, di specialisti, tutti hanno deciso o almeno tanti, di iscriversi a Penelope per dare una mano alla ricerca delle persone scomparse. Dal 2012, con la legge 203, c'è stato un grande cambiamento, in quanto prima di questa normativa una persona scomparsa, la denuncia di scomparsa persona poteva essere fatta solo dopo le 48 ore dalla scomparsa e poteva essere fatta dai parenti diretti della persona scomparsa. Ora appunto con la legge 203 del 2012 chiunque, e ripeto chiunque, può denunciare la scomparsa di una persona nell'immediatezza. Quando uno si accorge che la persona manca, che non è una cosa normale, che non si faccia sentire, che ti crea apprensione perché dici non è normale, manca questa persona, immediatamente puoi andare alle forze dell'ordine, qualsiasi, anche a polizia locale, carabinieri, polizia di Stato, chiunque può ricevere la denuncia per la persona scomparsa. L'associazione Penelope è un'associazione che si interessa di persone scomparse, specialmente per quel che riguarda l'aiuto sia umano che psicologico, anche legale, ultimamente tecnico, alle famiglie che hanno una persona scomparsa. E la scomparsa di una persona è una cosa indescrivibile, è un vuoto che non ci si può immaginare. Sono delle persone che dall'oggi al domani, di punto in bianco, spariscono senza lasciare traccia e purtroppo i familiari, amici, quant'altro, cioè si trovano in un mondo di terrore, di paura, di angoscia per la persona che non c'è più. E inizialmente vediamo di coordinarci con le autorità preposte, quindi con la prefettura, con i vigili del fuoco, con chi è in campo per le ricerche. Ci avviciniamo alle famiglie con molto tatto, perché non tutte le famiglie sono disposte a avere un aiuto, molti si chiudono, molti hanno paura, hanno timori, e quindi comunque cerchiamo in qualche modo, con molto tatto, ripeto, di avvicinarci alle famiglie per dare un aiuto. Inizialmente un dialogo amichevole con la famiglia per capire che problemi avesse nel momento in cui è scomparsa, se c'erano dei problemi pregressi, se questa cosa è stato un fulmine a ciel sereno, per capire meglio e in modo amichevole come queste persone riescono a comprendere, a capire, ad aiutarci a cercare la persona scomparsa. Quando sparisce un familiare ti prende l'angoscia, non sei più razionale, non riesci più a capire quello che ti sta succedendo e quindi sei un po' sballottato da una parte all'altra, non sai cosa fare. Le prime ore della scomparsa sono quelle importanti per ritrovare gli scomparsi. Sono molto molto importanti le prime ore della scomparsa, quindi presentare immediatamente denunce alle autorità, alla polizia, ai carabinieri, far dare inizio alle ricerche su tutto il territorio, ecco, perché appunto, ripeto, le prime ore sono importantissime per il ritrovamento delle persone scomparse. I social media sono importantissimi perché il tam tam che si può fare sui vari siti, su Instagram, su WhatsApp,
qualsiasi sito dove si può navigare e dove tutti possono aprire questa pagina e leggere, qualsiasi persona può dare una mano per il ritrovamento della persona scomparsa. Ormai i social media fanno parte della nostra vita, quindi ben venga insomma che ci siano, anche se in alcuni casi sono anche dannosi, diciamolo, no? Anche per le persone scomparse. Ma i cittadini possono aiutare nelle ricerche dando informazioni utili, se la persona è stata vista, ma anche se c'è una somiglianza, dice l'ho vista, segnalare immediatamente all'autorità e dire guardate, io questa persona credo di averla vista, non avere paura nel dire no, ma mi sto sbagliando, quindi non dico nulla. Anche se c'è una vaga somiglianza, dice ma mi sembra di averla vista, qualsiasi momento segnalare all'autorità. Il problema delle persone scomparse, ripeto, è un problema grande e sta aumentando specialmente nei giovani. I giovani, vediamo, ce ne sono tantissimi di giovani che, anche se per poco tempo, vanno via di casa, stanno via 2 o 3 giorni, se va bene rientrano, il mondo è grande purtroppo e si possono fare anche cattivi incontri, quindi per i giovani il problema è dilagante, sta diventando sempre più importante come problema. Poi per tutti gli altri ogni scomparsa ha una storia a sé, quindi c'è chi scompare perché non sta più bene, perché vuole isolarsi, perché vuole prendersi del tempo e va via, c'è chi scompare per motivi di salute, vediamo gente che vengono diagnosticate delle malattie importanti, vogliono sparire, vogliono andare via, oppure per altri motivi. Ci sono tantissimi motivi per cui una persona scompare, non tutti scompaiono volontariamente. E il problema grande è questo, che solitamente quando si va a denunciare che una persona scompare ti chiedono ma è una scomparsa volontaria? Quindi le autorità, i carabinieri, nella compilazione del modello persona scomparsa tenderebbero a flaggare la voce scomparsa volontaria. Scomparse volontarie diciamo che non ce ne sono, non esistono, perché dal momento in cui una persona non lascia traccia, non lascia un biglietto, non lascia uno scritto, non telefona, non dice guardate lasciatemi stare, voglio stare tranquillo, una persona quando scompare non è una scomparsa volontaria, è dovuto a un problema psicologico, è dovuto a altri problemi, però non è volontario, diciamo, a tutti gli effetti. Pertanto la voce scomparsa volontaria dovrebbe essere, non dico tolta dai moduli da compilare per le scomparse, ma tenuta un po' separata da quello che è realmente. Dovrebbe esistere la voce scomparsa per motivi ignoti.